La campagna elettorale per le prossime amministrative è in pieno svolgimento. Per i candidati è il momento della resa dei conti, degli assi da tirar fuori dalla manica e degli scheletri da scoprire. A Mogliano il primo colpo di scena. Forza Italia, in appoggio a Giovanni Azzolini, resta fuori dai giochi. C'è stata una svista da parte di chi ha vidimato i moduli a sostegno della presentazione della lista, firmati senza indicare luogo e data. Risultato: convalidate solo 166 firme sulle 175 necessarie. Un errore grossolano che farà cadere più di qualche testa. Per noi a livello provinciale è inaccettabile quello che è successo a Mogliano come partito e per quello che non faremo neanche ricorso al TAR. Per il coordinatore provinciale l'errore è chiaro e tale da non necessitare di alcun ricorso, avanzato invece da Forza Italia Mogliano, ma ciò non basterà. Adesso pensiamo solo a correre, ad appoggiare Azzolini, che in questo momento è l'uomo di punta del centrodestra mogliano, per cui ci rappresenta tutti, rappresenta anche Forza Italia. Finite le elezioni poi bisognerà sicuramente ricostruire a Mogliano il partito. Il sindaco in pectore sarà dunque sostenuto da 3 civiche, invariati comunque i rapporti e il sostegno di Forza Italia. Poco distante dal terraglio, invece, al centro giovani, immerso nel parco delle piscine e luogo simbolo di degrado locale, si riuniva Cambia Mogliano, lista civica a sostegno di Elvi Agnolin, che subito precisa. Non siamo collusi con i partiti che hanno amministrato negli ultimi 8 anni Mogliano. Promette trasparenza negli affari pubblici e parte da questo luogo la voglia di cambiamento della lista. È il simbolo del fallimento della passata amministrazione e noi vogliamo che questo centro giovani rinasca in favore dei giovani che vogliono partecipare in prima persona alle politiche di questa città. Alleanze? Il problema al momento non si pone. Quando e se sarà il momento, la trasversalità di Cambia Mogliano consentirà ampi margini di manovra.